praticamente sul campanile della parrocchia di Sassoferrato, dopo vi saprò dire come si chiama, e già abbiamo fatto un sopralluogo la settimana scorsa. Adesso, viste come stanno effettivamente le cose, le vediamo nei minimi particolari. Qui, come avevo accennato, ci sono 4 bellissime Depoli del 1967. Ecco la prima, vedete, impianto Fraternali modificato, anzi arrivato Scarselli e diventato Scarselli. Allora, le campane sono state fuse tutte nel 1967, quindi questo è il campanile di Campanaro 67 e non c'è niente da dire. Allora, situazione a dir poco al limite. Guardate, le catene sono completamente incrudite. I motori sono Scarselli, le ruote ovviamente sono Fraternali, i ceppi sono Fraternali e le campane appunto Depoli, e la situazione è messa veramente al limite. Guardate che battaglio lungo, perché i battagli sono tutti a maniglia, quindi per il mezzo slancio. L'unico che praticamente è accettabile è questo della terza, ma perché? Perché ovviamente andava a sbattere sul ceppo della seconda. In realtà è pericolosissimo perché, come vedete, si stava sfaldando il cuoio e infatti questa campana l'abbiamo bloccata. Questa è la quarta, potete vedere quanto materiale si sta portando via quel battaglio. Questa è la prima, anche la prima, guardate che, mamma mia, che battaglio friulano con questo naso enorme, e anche la seconda. Il battaglio molto molto ferroso ha portato via, eccolo qui, tanto materiale a questa campana. In effetti praticamente nel punto di battuta, per quanto abbastanza corretto, si è mangiato più di 1 millimetro di bronzo. Per fortuna che non spatola. In effetti, non spatolando, non è che abbia fatto poi così tanti danni. Opla! Sentiamone ora le note. Adesso vi faccio sentire le note. La prima, eccola qui, e questa è la prima. Questa è la seconda. Questa è la terza. E ovviamente chi dovrebbe sapere più o meno un concerto si può immaginare qual è la nota della quarta. Ecco, e adesso, siccome lo stato è decisamente totalmente assente di manutenzione, adesso qui c'è solo da dire una cosa: buon lavoro Campanaro 67 e Rossano. Ecco qua, e di lavoro ce n'è tanto. Altra cosa che mi sono dimenticato di dire, ma è importante e non va assolutamente bene. Guardate il cavo d'acciaio, è soltanto arrotolato nella parte vicino alla maniglia e non scende lungo il battaglio. Qui bisognerà far venire giù, come nostro solito, il cavo d'acciaio lungo il battaglio, forare il naso e per permettere il passaggio del cavo d'acciaio, e questo battaglio, che è decisamente lungo, circa 6-7 cm, ma anche 5 cm come minimo, bisogna un po' spuntarlo, altrimenti le cracche sono troppo violente. E la stessa roba, vedete? La stessa roba la prima addirittura, guardate, il cavo d'acciaio così come è messo, tutto arrotolato, quando io vado a muovere il battaglio striscia addirittura contro la campana, e vedete che bel danno che ha fatto all'interno della campana.
questo è assolutamente sbagliato e quindi adesso noi lo sistemeremo. Basta così, buon lavoro.